Nuovo progetto per quanto riguarda il settore dell'allevamento. Voi come Latteria Soligo come sostenete questo tipo di progetti e quali iniziative avete intenzione di supportare ancora? Beh, i progetti qua sono essenziali e specialmente arrivano con l'aiuto della Regione e del contributo, ma sono essenziali per fare sempre passi avanti, che i nostri allevamenti devono diventare sempre più green. Noi dobbiamo far sì che l'allevamento consumi niente, vorrei dire, di antibiotico, no? Questo è il nostro, quello che pensiamo, ma non è sicuramente perché non vogliamo bere il latte con l'antibiotico, ma sicuramente l'antibiotico costa, noi lo vogliamo eliminare dai nostri allevamenti, perciò col benessere animale, con tutto quello che stiamo facendo, no, si va verso una riduzione e quello che è la nostra speranza di toglierlo completamente. La ricerca sta facendo dei passi avanti e sicuramente la vaccinazione dei nostri animali ci porterà ad arrivare a questo traguardo. Noi vogliamo arrivare a questo. Oggi è stato presentato il progetto ProBov. Che significato ha dal punto di vista pratico questa progettualità e qual è il futuro del settore? È un progetto fondamentale. Innanzitutto ringrazio Latteria Soligo e l'Istituto Zooprofilattico Veneto per aver dato vita a questo progetto, che ha lo scopo di ridurre l'uso degli antibiotici nella cura dell'animale, della vacca. Questo va bene sia per i progetti legati al latte ma anche legati alla carne. Su questo la Regione Veneto è molto attenta perché è il terzo progetto che viene finanziato tramite il PSR regionale per un totale di 1.200.000 euro. Quindi questi tre progetti insieme cubano questa cifra. Questo dimostra che la Regione da tempo crede in questo. A livello comunitario ci hanno già dato l'indicazione che con l'Agenda 2030, il Farm to Fork, entro il 2030 dovremo ridurre l'uso degli antibiotici al 50% e questo è ciò che noi stiamo cercando di fare attraverso questi progetti che arrivano dal territorio ma che sono finanziati dalla Regione Veneto. Questi ci portano a spingere i nostri prodotti nel mercato nazionale e internazionale come prodotti di qualità soprattutto, e quindi evitare anche quella nomea che c'è a livello, diciamo così, di sentire popolare legato al fatto appunto che la carne o il latte spesso ci sia l'utilizzo di sostanze dannose all'uomo. In realtà non è così e quindi io invito tutti i nostri cittadini, i veneti, gli italiani in particolare, a consumare i nostri prodotti, perché non solo facciamo del bene alle nostre aziende territoriali ma soprattutto consumiamo prodotti sani. Gli allevatori sono sensibili a tutte quelle che sono le innovazioni sul discorso farmacoresistenza e utilizzo di antibiotico. Le prove che sono state fatte, che oggi ci sono state illustrate, danno l'idea di quanto stiamo facendo noi allevatori per migliorare diciamo così, i nostri allevamenti e la situazione appunto che dobbiamo comunque evidenziare in maniera migliorativa. È bello vedere, è bello partecipare, è bello capire quanto gli allevatori si rendono conto che bisogna veramente cambiare, bisogna pensare che il futuro può essere fatto in maniera diversa, può avere insieme con gli zooprofilattici, la scienza, la ricerca e quant'altro situazioni migliorative proprio per il consumatore. I punti cardine di questo progetto risiedono fondamentalmente sull'aiutare le aziende in quello che è un processo di sostenibilità in questo momento storico per le aziende stesse, cercando di rispondere a quelle che sono delle esigenze che chiede il consumatore, che sono esigenze giustamente legate non solo alla sicurezza animale ma anche alla sicurezza alimentare, ma anche ad altri ambiti, quali per esempio quello del benessere animale, quindi come vengono allevati, come vengono tenuti questi animali, e soprattutto questo è connesso in modo molto intimo all'impiego del farmaco all'interno delle aziende zootecniche.